Tamponi obbligatori per chi rientra in Veneto dall'estero. Si concentra soprattutto sulla messa in sicurezza del Veneto dai contagi di ritorno la nuova ordinanza del presidente della regione. Test obbligatori dunque per chi fa parte di determinate categorie giudicate a rischio per la diffusione del contagio o vacanzieri che rientrano da paesi a rischio. Tra le persone obbligate a fare il test a ritorno in Veneto da qualsiasi stato estero, i lavoratori delle case di riposo o per disabili, gli operatori sanitari di ospedali e strutture extraospedaliere, le badanti, i lavoratori stagionali del settore agricolo, i richiedenti asilo, i lavoratori di rientro da trasferte all'estero inferiori ai 5 giorni, se superiori c'è anche l'obbligo di quarantena, come per chi arriva dai paesi già individuati dal DPCM, l'obbligo di tampone anche per chi ha transitato per Bulgaria e Romania. Lavori in ospedale, lavori in un hospice, sei andato in Francia in vacanza piuttosto che in Croazia o in Germania o dove vuoi andare, in Finlandia o al Circolo Polare Artico, tu torni a casa, facciamo il tampone. Questi tamponi sono tutti gratuiti, ecco, precisiamo questo. L'altro capitolo riguarda i vacanzieri che hanno soggiornato nei paesi considerati a rischio. I paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, c'è l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Per fare il tampone bisogna contattare la propria ULSS entro 24 ore dal rientro. La sanzione per chi non lo fa è di 1.000 euro. Previsti test rapidi negli scali portuali ed aeroportuali, mentre a Treviso si è avviata la sperimentazione dei test salivari. Il dottor Rigoli, fra l'altro, a Treviso sta testando anche la saliva. Ieri abbiamo avuto anche dei buoni risultati, mi diceva, nei test che ha fatto ieri, e noi speriamo che funzioni. Guardate, il test della saliva taglia la testa a toro. Brutto da dire, ma rende l'idea, nel senso che riusciamo a farci l'autodiagnosi. Infine, per cinema, attività sportive o spettacoli dal vivo continua ad applicarsi la distanza di sicurezza e l'obbligo di mascherina, precauzioni importanti in vista del Ferragosto. Per noi Ferragosto è festa in spiaggia, è festa dell'acqua e tutte le storie che sapete, no? L'invito ai ragazzi è di fare attenzione agli assembramenti, di pensare che portare la mascherina non è un'onta. È gestibile questa condizione evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina. Quindi l'appello che faccio ai ragazzi è questo: gli esiti di questo Ferragosto mal gestito li vedremo fra 14-15 giorni.